Torna in acqua il leggendario motoscafo dei Rangers sul Sile. A riportarlo il presidente del parco Arturo Pizzolon, con un avvertimento a quanti sfrecciano sull'acqua. È un bene del parco e se è lasciato là è uno spreco. Esiste, è funzionale, è domeggiato. La nostra intenzione è di coinvolgere i comuni rivieraschi da Silea a Quarto Altino per riattivare attività di sorveglianza nei confronti dei natanti che spesso e volentieri superano il limite e creano quel danno che è conosciuto come moto ondoso sulle sponde del Sile. A bordo però non i Rangers di Confortin, ma un dipendente del parco e un agente di polizia locale dei comuni rivieraschi, pare con tanto di telelaser pronto a sanzionare gli eccessi di velocità. Ma non è l'unico intervento in programma dalla nuova dirigenza dell'ente parco Sile, pronta a rimettere le mani digitalizzando il piano ambientale fermo da oltre 20 anni. Dare un aggiornamento all'attività ittica, alle peschiere cosiddette, ma anche agli ormeggi nella parte sud di Treviso fino in laguna. Parco che inevitabilmente si sta spostando sempre più verso la promozione turistica del Sile. È vero che l'interesse turistico delle aree naturalistiche ha assunto un valore e un significato molto importante per tutti, basta vedere la frequentazione della Treviso Stilia oppure della Greenway che abbiamo avuto in questi ultimi periodi. Di Covid va bene, però anche oggi sta aumentando. Il turista da Jesolo viene su in bici e segue la Greenway nella nuova tracciata che abbiamo realizzato. E per chi critica il non intervento del parco su ristrutturazioni o nuove costruzioni come il bosco verticale, il presidente Pizzolon ribatte. L'edificio si realizza in un'area ZUC che non è altro che un'area di completamento, quindi valgono le regole del piano regolatore comunale, del P comunale come si suol dire. Il parco non poteva non dare quell'autorizzazione. E questo vale solo per le autorizzazioni già rilasciate finora. Nelle aree di completamento dove c'è un diritto acquisito non puoi diversamente comportarti. Laddove sono aree di riserva o agricole non si può realizzare nelle vicinanze del Sile.